bambini ci hanno regalato davvero un bel momento, perché continuo a chiamarli bambini, il mini folk in realtà a quest'età dilatata, siamo partiti dai 7 ai 14 e mi riferivo alla loro compostezza, al garbo con cui hanno eseguito la danza, ma non da meno voi che siete quelli grandi di questa formazione avrete modo di dare per noi nell'evoluzione di questo ballo che avete scelto, che è intitolato a Santa Sofia, che è il nome che vi rappresenta. Anche in questo caso è un'associazione che organizza eventi, che davvero viaggia da tanti anni per rimettere insieme le parti dell'abito tradizionale, un'ogliastra che si racconta anche attraverso gli amici di Tertenia. Vedo di nuovo Luca Secci pronto, ma vedo anche Roberto Anedda che credo si inserisca in questo ballo, in questo caso con le Launeddas, gruppo folk Santa Sofia di Tertenia.
E questo era il sodalizio di Tertenia, gli amici del gruppo folk Santa Sofia, e ringrazio Roberto Anedda e Luca Secci che ovviamente hanno accompagnato questo ballo